La Prima Guerra Mondiale provoca su tutti i fronti un incremento impressionante di immagini, fisse e in movimento. La propaganda di guerra e la necessità delle popolazioni di figurarsi lo scenario bellico in cui si muovono i soldati amplificano la produzione di fotografie, cartoline illustrate, immagini propagandistiche, cinegiornali e film di finzione che presentano il volto corretto e censurato della guerra. Sul fronte italo-austriaco del 1915-18, i reparti specializzati degli eserciti contrapposti scattano milioni di fotografie e girano innumerevoli chilometri di pellicola per documentare gli spostamenti delle truppe, il lavoro delle retrovie e, quando possibile, gli scenari delle linee avanzate. Tutte immagini che, accuratamente vagliate e censurate, vengono diffuse sui giornali e nei cinematografi per soddisfare il bisogno di informazione e per accrescere lo spirito e il contegno patriottico delle popolazioni. Oggi, a circa 90 anni da quel conflitto, ancora emergono dalle cineteche e dagli archivi inediti documenti di una guerra purgata dai suoi eccessi che, tuttavia, correttamente interpretati, riescono a far comprendere le caratteristiche salienti di un evento che produsse decine di milioni di morti e incalcolabili conseguenze nel fisico e nella psiche di combattenti e civili.